La ricerca scientifica è la base di tutto quello che noi facciamo, ma è un mondo variegato, è un mondo con molte diramazioni, con molti aspetti importanti da valutare. Usualmente tenetevi conto che la ricerca viene fatta nel breve periodo. Un paziente viene visto, seguito, vengono fatti i test, tutto quello che serve fare, ma in breve tempo bisogna ottenere il risultato. Questo perché? Perché ad esempio se si testa un farmaco, l'industria farmaceutica desidera ottenere risultati e non aspetta 10 anni per vedere un risultato, vuole risultati celeri e quindi il periodo diventa breve. Non solo, ma nella ricerca tradizionale, classica, quando viene scelto un campione di pazienti, non viene scelto dalla popolazione generale, totale, la popolazione viene selezionata, si dice. Questo implica che certi pazienti vengono esclusi, certi vengono inclusi ed è difficile ottenere una visione generale, ad esempio, di una singola malattia. È difficile che si faccia uno studio sull'infarto miocardico acuto includendo tutti gli infarti, per motivi metodologici inerenti alla ricerca. E questo fa sì che non si riesca sempre ad ottenere una visione completa del problema, sempre per lo scopo che uno si è posto nella ricerca. Inoltre, nella ricerca scientifica c'è un chiaro orientamento, come potrei dire, ognuno segue il suo campo. Prendiamo come esempio il campo cardiologico. In genere, se uno esplora un problema di malattia cardiaca, di infarto, guarderà l'infarto, le complicanze dell'infarto, il beneficio sull'infarto, la circolazione coronarica, guarderà e tenderà a tralasciare gli altri aspetti. Questo perché è focalizzata l'attenzione in quell'aspetto. Perché la ricerca scientifica indipendente è importante? Perché si libera da questi meccanismi. Noi possiamo, con la ricerca indipendente, innanzitutto non selezionare i pazienti e quindi si dice che si prendono dei campioni real world, nel mondo reale, e questo dà una visione più obiettiva della cosa. Inoltre, e di pari importanza, se si è liberi da questi vincoli che ho nominato, il paziente può essere seguito nel lungo tempo. Il giorno d'oggi il paziente acuto in genere tende a sopravvivere, data la elevata qualità della nostra medicina, alla fase acuta. Il problema principale il giorno d'oggi nei nostri pazienti è il paziente cronico. Con la nostra fondazione, che è impegnata moltissimo in maniera piena e completamente filantropica e senza alcun interesse industriale o farmacologico, noi seguiamo i pazienti indipendentemente da tutte le cose che abbiamo detto prima, li seguiamo nel lungo tempo e possiamo osservare nei pazienti sia gli eventi cardiovascolari sia gli eventi non cardiovascolari, che per il paziente sono di pari importanza, perché per il paziente avere una complicanza o peggio morire per una ragione di cuore o morire per una ragione neoplastica o d'altro non gli fa grande differenza, fa differenza per il medico, per le cure, non per il paziente. Ora, una cosa importante è sforzarsi il più possibile di avere una visione completa del paziente. Questo permetterà di avere migliore cura, migliore terapia, ma soprattutto di dare un più completo, un più sostanziale beneficio per il paziente.